C'è tutta l'esasperazione di chi lotta quotidianamente per tenere in piedi l'Italia, nel messaggio che Confartigianato Imprese Veneto ha rivolto in settimana ai parlamentari veneti, prima del voto sulla fiducia all'esecutivo. E poi tutti sappiamo com'è andata. C'è solo un motivo per il quale potremmo accettare l'ipotesi di un nuovo, l'ennesimo, ricorso al voto anticipato, quello di poter finalmente fare piazza pulita, di poterci liberare di questa classe politica che si sta rivelando nella maggior parte ignorante, inadeguata, in malafede, insensibile, più attenta ai propri interessi che a quelli della comunità. Ma non possiamo permetterci cedimenti, non abbiamo margini per l'egoismo, neppure e soprattutto per quello camuffato da ragioni politiche, di fatto soltanto personalistiche e che non tengono conto di un bene comune. Ci rivolgiamo quindi a coloro che hanno scelto irresponsabilmente di sfasciare tutto. Fermatevi, rivedete posizioni e opzioni irresponsabili, abbiate l'onestà intellettuale e politica di scegliere questa volta il paese, il lavoro, le famiglie, i giovani e il futuro. L'alternativa a tale irresponsabilità è una sola, non il declino, ma il tracollo. Volete veramente questo? Noi no. Per questo siamo pronti a combattere posizioni e scelte che ci stanno portando inevitabilmente nel baratro economico, sociale e politico. Fermiamo l'egoismo e l'irresponsabilità della politica.